Domani il Matera, per la settima giornata del turno di ritorno del campionato di Serie C2 Girone C, ospiterà il 21 settembre il Vigor Senigallia. Un incontro che i biancazzurri devono assolutamente vincere per porre fine ad una crisi che si protrae ormai da troppo tempo e che, perdurando, potrebbe definitivamente compromettere l'esito del campionato. La gestione Antezza comunque è iniziata sotto buoni auspici. Un punto guadagnato in casa contro la capolista Francavilla ed un altro ottenuto sul campo della Gioventù Brindisi rappresentano due ottimi risultati, ma non bastano. Per imboccare la via giusta verso una posizione di classifica più tranquilla è necessario ritornare al successo pieno, cosa che la squadra materana non riesce ad ottenere dal 16 gennaio, e cioè dall'incontro casalingo contro il Lanciano. La gara di domani contro il Senigallia potrebbe essere l'occasione buona per conquistare l'intera posta, anche perché i marchigiani in campo esterno non sono un complesso irresistibile, avendo ottenuto una sola vittoria e 3 pareggi. L'eventuale vittoria di domani, oltre che far muovere sostanzialmente la classifica, risulterà molto utile ai materani in vista dei 2 prossimi impegni esterni consecutivi sui difficili campi di Teramo e Monopoli. Per quanto riguarda la formazione, rispetto a domenica scorsa è dato per certo il rientro di Piochi. Per poter dare spazio alla punta, Antezza dovrà decidere se escludere un difensore o un centrocampista. Ciò ovviamente dipenderà dallo schieramento che intenderà adottare il tecnico del Senigallia Gerardi, il quale dovrà decidere se affrontare il Matera con una o 2 punte.